Terre rare a Porto Marghera, l'Italia si candida come primo sito europeo di stoccaggio. L'annuncio del ministro Urso in sopralluogo coi vertici europei. Su Electrolux sale la tensione in vista del tavolo di lunedì. Schianto a Istrana tra un'auto e una moto su cui viaggiavano papà 38enne e il figlio di 9 anni. Entrambi sono gravi in ospedale. Mio papà correva forte, ha detto il bimbo ai soccorritori. Tragedia sfiorata a Campodarsego, un'auto a folle velocità ha rischiato di investire gli spettatori in attesa del passaggio della 1000 miglia. Nei guai un ventenne. Migliorano le condizioni di Silvia De Martin, poliziotta ferita col coltello dal marito Claudio Perotta, agente in pensione. In questura il clima è teso, si attendono sviluppi. Rogo in un'azienda di Grantorto, 2 i feriti, danni per 1 milione, la messa in sicurezza per tutto il giorno. Abbiamo avuto attimi drammatici, dice il titolare. Giornata di sciopero per le polizie locali, altissima l'adesione, a Treviso fino al 75%. Non siamo agenti di serie B, il loro appello alle istituzioni. Domani la grande festa in onore di Sant'Antonio, la Basilica, dove fervono i preparativi, è pronta ad accogliere migliaia di fedeli in lunga diretta su Rete Veneta. Buonasera, bentrovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con la presenza del ministro Urso in Veneto, parlando di materie prime critiche, le terre rare a Porto Marghera. L'Italia infatti si candida come primo sito europeo di stoccaggio, l'annuncio proprio oggi dal ministro Urso. Nell'ambito della candidatura italiana a ospitare uno dei primi hub europei di stoccaggio strategico di materie prime critiche, il ministro Urso ha incontrato a Venezia il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la prosperità e strategia industriale Stéphane Séjourné, con cui ha effettuato un sopralluogo nell'area di Porto Marghera. Qui a Marghera, dove può disporre anche di un retroporto industriale in cui noi riteniamo di collocare quelle imprese che intendono lavorare sul campo della raffinazione e del riciclo delle materie prime critiche ai fini di garantire anch'esse l'autonomia strategica del nostro continente, riducendo la dipendenza da altri attori. Le materie prime critiche infatti sono essenziali per la nostra indipendenza, ha evidenziato il commissario europeo. Il primo deposito strategico a Porto Marghera potrà avvalersi di 3 sistemi portuali, quello di Ravenna in Emilia-Romagna, di Trieste in Friuli-Venezia Giulia e appunto di Porto Marghera. 3 sistemi industriali che rappresentano in maniera complementare il nord-est e l'accesso marittimo alla nostra Europa. Nel contempo potrà avvalersi dell'interporto logistico di Verona. Il ministro ha incontrato anche il sindaco Venturini. Questo vuol dire posti di lavoro, vuol dire collocare Porto Marghera di nuovo al centro di possibili nuove filiere industriali che vadano a trasformare e raffinare questo tipo di materie prime. Oggi il tema è cogliere questo treno che sta passando da Bruxelles e che vede Porto Marghera come in pole position per attrarre questo tipo di investimento e garantire lo sviluppo di nuove filiere che consentano anche una ripartenza della parte industriale della nostra città. L'industria è motore importante dell'economia italiana, avere qui questo nuovo ruolo ci consentirebbe di dare un nuovo impulso a Porto Marghera. Il progetto però è ancora più ambizioso. Accanto al deposito di stoccaggio, un polo industriale di raffinazione delle materie prime critiche, perché la nostra dipendenza non è solo sulle materie prime critiche, è soprattutto sulla raffinazione delle materie prime critiche che avviene praticamente in un regime di monopolio mondiale in Cina. E insieme alla raffinazione noi pensiamo che si possono realizzare quelle attività di riciclo delle materie prime critiche su cui le nostre imprese, le imprese italiane sono particolarmente vocate. Siamo pronti ad aprire il cantiere già in ottobre.
E a Venezia oggi si è parlato anche dell'avvertenza Electrolux. La multinazionale svedese, come sapete, ha annunciato 1719 esuberi, di cui più di un terzo tra Susegana e Porcia. Lunedì sarà una giornata cruciale perché a Roma gli uffici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ospiteranno un nuovo tavolo di confronto tra Confindustria, sindacati, regioni e i comuni sedi degli stabilimenti coinvolti. In concomitanza con l'incontro, in tutti gli stabilimenti Electrolux ci sarà uno sciopero di 8 ore con presidio dei lavoratori. A Susegana dalle 10 alle 14 parteciperanno anche i lavoratori della Zoppas Industries di Vittorio Veneto, che hanno incrociato le braccia dopo il gravissimo infortunio sul lavoro accaduto nei giorni scorsi. Ancora incidenti sulle strade con una possibile causa individuata nell'alta velocità. Il fatto ha coinvolto un'automobile e una moto, è successo a Sala di Strana. Papà correva forte, lo avrebbe detto ai sanitari che lo hanno soccorso il bimbo di 9 anni residente a Trevignano, sbalzato dalla moto condotta dal genitore 38enne. Il bilancio complessivo dell'incidente, avvenuto intorno alle 11 a Sala di Strana, è di 3 feriti, compreso il conducente della vettura che si è scontrata con la 2 ruote. I più gravi, ma non in pericolo di vita, sono proprio padre e figlio. I due, secondo una prima ricostruzione, provenivano da nord, dalla rotatoria lungo la Postumia romana. L'automobile, una Dacia Sandero condotta da un 51enne del posto, sarebbe uscita da una proprietà privata in via Baracca, svoltando a sinistra proprio mentre sopraggiungeva la moto. Bimbo e padre sono stati sbalzati ad alcuni metri di distanza, cadendo a terra e riportando vari traumi. All'origine dello scontro potrebbe esserci una mancata precedenza da parte dell'automobilista, ma la polizia locale di Strana sta verificando proprio la velocità del Centauro, utilizzando anche le immagini di telecamere presenti in zona. Il bambino è stato portato in elicottero a Treviso, anche il padre è arrivato al Cafoncello ma in ambulanza. Il conducente della vettura, con ferite meno gravi, è stato accompagnato a Castelfranco. Tragedia sfiorata a Campodarsego, un'auto a folle velocità ha rischiato di investire gli spettatori in attesa del passaggio delle vetture della Mille Miglia. Un giro della rotonda e poi l'auto, lanciata a folle velocità, sbanda e finisce contro le transenne a bordo strada affollate di persone che erano in attesa del passaggio delle auto della Mille Miglia. Tragedia sfiorata martedì sera a Campodarsego in via Caltana, nella rotatoria da poco realizzata. Alla guida dell'auto impazzita, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza cittadine, un giovane che ora dovrà prendersi le sue responsabilità non solo economiche, ma soprattutto per aver messo in serio pericolo la vita di molte persone. Il sindaco Gallo non fa sconti. Quello che è avvenuto martedì sera e che mi ha lasciato naturalmente molto amareggiato poteva diventare veramente una tragedia, cioè non è ammissibile che l'amministrazione lavori per creare degli eventi, per creare comunità, perché la gente possa passare una serata in allegria e per colpa di qualcuno questo possa trasformarsi in una tragedia. Il giovane, dopo aver sbandato, non si ferma e ingrana la retromarcia. Sembra abbia tentato anche una fuga a piedi, ma è stato fermato dai passanti che hanno avvisato anche i carabinieri. Sul posto anche la polizia locale del Campo San Pierese. Si tratta di un 20enne residente nella frazione di Fiumicello. Adesso naturalmente sto attendendo la documentazione da parte del comando dei carabinieri e poi mi confronterò sia con il maresciallo che anche col comandante della polizia locale, perché voglio capire se ci sono i presupposti per andare avanti, perché una cosa del genere non può avvenire. Restiamo nell'Alta Padovana per un'altra notizia di cronaca, un incendio che è divampato ieri sera alla Granplast di Grantorto. I danni ammontano a €1 milione, si è lavorato per ore. Ci abbiamo vista brutta perché il fuoco è arrivato alle porte dello stabilimento, pronto a entrare, alcuni tubi erano già incendiati verso l'interno, quindi è stato un momento drammatico, sì, drammatico. Tanta
paura alla Grand Place 2001 di via Martiri della Libertà a Grantorto, dove giovedì sera è divampato un pauroso incendio nel deposito esterno dello stabilimento. Fiamme alte, una nuvola di fumo nero visibili a chilometri di distanza. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco che in tempi record sono riusciti a domare il rogo, evitando che si propagasse al resto dell'azienda e intaccasse le vicine abitazioni. 2 operai, uno di 29 anni, il collega di 56, sono intervenuti per primi per cercare di spegnere il fuoco in attesa dei pompieri. Avendo respirato fumo sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari, ma già in giornata sono stati dimessi. Il sindaco in via precauzionale aveva invitato i residenti a chiudere porte e finestre sino al via libera dato da ARPAV, che ora sta facendo le verifiche sulle acque reflue dopo le operazioni di spegnimento. Stanno analizzando giustamente anche se c'è qualche residuo sull'acqua e l'ARPAV mi ha chiamato stamattina, ha detto che insomma sembra che sia tutto a posto, insomma è passata la paura, voglio tranquillizzare i miei cittadini e voglio ringraziare veramente, ripeto, tutti coloro che si sono dati da fare. Un plauso per il lavoro fatto per evitare che le conseguenze del rogo, anche a carattere ambientale, fossero più gravi, è arrivato dall'assessora regionale all'ambiente Elisa Venturini, che ha rivolto un pensiero anche ai 2 operai finiti in ospedale. Intanto è ancora da capire cosa possa avere scatenato l'incendio. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per smassare tutto il materiale andato incendiato nel pauroso rogo che è divampato alla Grand Place 2001 qui a Grantorto e per mettere in sicurezza l'intero piazzale. Adesso è il momento della conta dei danni. Ci sono dei danni ingenti, pensiamo circa 1 milione di euro di danni tra il piazzale esterno, qualche impianto e qualche muratura, qualche riparazione da fare, quindi sicuramente c'è qualcosa da fare. Ora nel bellunese migliorano le condizioni di salute di Silvia De Martin, la poliziotta ferita all'addome dai fendenti sferrati con un coltello dal marito Claudio Perotte, 63enne poliziotto in pensione. Le indagini proseguono, sono coperte da riservo totale. In questura il clima è ancora teso, si attendono anche gli sviluppi sul caso seguito dagli investigatori, il comando provinciale dei Carabinieri. Claudio Perot è in stato di arresto. L'ex poliziotto di 63 anni al momento è piantonato all'ospedale di Belluno. La moglie, Silvia De Martin, 55 anni, in forza all'ufficio di gabinetto della questura di Belluno, è ricoverata al Cafoncello di Treviso, dove precauzionalmente è trattenuta in terapia intensiva con prognosi riservata. Dalla struttura sanitaria, dopo il bollettino medico emesso di prima mattina, non sono state più diffuse informazioni sulle condizioni di salute della donna, sottoposta a embargo dalla Procura di Belluno, che ormai a 48 ore dai fatti non ha reso noto il capo di imputazione. Si naviga perciò a vista con l'ipotesi più accreditata, quella di tentato omicidio aggravato dalla relazione familiare. All'accoltellamento avrebbe assistito la figlia della coppia, che ora dalla casa in via 20 settembre a Santa Giustina si è trasferita nell'abitazione della nonna. Nel quartier generale della Polizia di Stato a Belluno abbiamo incontrato il questore Roberto Della Rocca. Come sta Silvia De Martin? Allora, dopo un primo momento di incredulità e di sgomento emotivo che ci ha colto di sorpresa l'altro ieri, abbiamo recuperato un po' di energia anche all'interno della comunità, come l'ha chiamata lei, della nostra questura, di tutti i poliziotti della provincia. Sta meglio, adesso è in attesa ovviamente di ulteriori visite perché ha ricevuto 2 fendenti all'addome. Quello che stiamo recuperando è un po' una forza di unità fra tutti noi. Ringrazio anche il sindaco con cui mi sono sentito ieri di Santa Giustina, perché sono 2 comunità piccole ma a confronto. La famiglia della Polizia di Stato, come abbiamo già riferito, si è già messa in moto per offrire supporto psicologico ad entrambe le famiglie coinvolte dal gravissimo fatto di cronaca accaduto nel pomeriggio di mercoledì. Ho sentito il nostro servizio medico di Roma per attivare anche all'interno della questura un intervento di uno psicologo per qualunque poliziotto o poliziotta che voglia fare 2 chiacchiere, perché ovviamente è un avvenimento grave che va elaborato, ma vanno trovato anche le contromisure per cercare di capire e di reagire da parte nostra. Le indagini proseguono e sono svolte dai carabinieri. In fase di accertamento le circostanze in cui è maturato il fatto e se queste possono essere attribuite ad una temporanea fragilità psicofisica dell'ex poliziotto, condizione riferita dal padre del 63enne.
Restiamo nel bellunese, è stata ritrovata purtroppo senza vita l'escursionista neozelandese cercata per alcuni giorni in Valle di Seren. La 68enne non si era presentata nella struttura che aveva prenotato per martedì ad Alano di Piave, dove doveva pernottare conclusa la tappa del cammino retico. Il corpo della donna è stato recuperato ai piedi di un ripido pendio boscato a fianco del sentiero principale. La salma è stata imbarellata e issata a monte con manovre di coda per un centinaio di metri e poi affidata al carro funebre. La donna potrebbe aver sbagliato sentiero seguendo ad un bivio il tracciato errato, scivolando poi per un centinaio di metri. Alle ricerche hanno partecipato più di 70 soccorritori. Altro ritrovamento tragico e ancora di più perché lo ha fatto il padre è quello del corpo del 19enne Mattia Testi nelle campagne di Spinea. Erano state dispiegate forze di ogni genere per trovare Mattia Testi, il 19enne, di cui si erano perse le tracce la notte tra il 4 e il 5 giugno a Spinea in seguito a una lite con un amico. Unità cinofile, droni, ricerche estese in tutta la provincia e anche oltre nelle scorse ore, l'epilogo. A trovare il suo corpo poco distante da via Bennati a Fornase, vicino a un traliccio per le antenne telefoniche e poco distante dalla via in cui si era verificato l'ultimo avvistamento, il padre del ragazzo ancora sotto shock. Non sono del tutto chiare le dinamiche di quanto accaduto né la causa della morte del ragazzo, su cui ora indagano le autorità, ma l'ipotesi sarebbe quella del gesto estremo. Unanime il cordoglio dell'amministrazione comunale della città di Spinea. Desidero esprimere il più profondo cordoglio per questa tragica notizia, ha dichiarato il sindaco Bevilacqua. Alla famiglia di Mattia il nostro abbraccio e la nostra vicinanza. Un 28enne di Musile di Piave ha rimediato anche dei punti di sutura rimanendo ferito dopo la caduta causata da un portabici che era stato scagliato a terra da un noto ragazzo di origine tunisina che aveva dato in escandescenze. La zia denuncia la situazione ormai è insostenibile. Stava tornando a casa dopo il turno di lavoro in un bar di Eraclea Mare il 28enne che ha riportato ferite profonde dopo lo scontro e la caduta con un portabici lasciato abbandonato nel mezzo della strada e lanciato poco prima da un ragazzo di origine tunisina che vive nelle case Ater vicino a via Bellini. A raccontare il fatto la zia del 28enne che prende voce con i residenti della zona per denunciare una situazione arrivata ormai ai limiti del sostenibile. Litigando con la sorella, che è sempre che litiga questo qua con tutti quanti perché non è tanto a posto, ha dei problemi, ha scavalcato questo portabiciclette verso la macchina della sorella. Mio nipote, naturalmente rientrando al buio, camminando, non si è accorta dell'inciampato e si è lesionato anche con punti. Ma è una situazione molto brutta qui a Musile, cioè non ce la facciamo più. Non la prima volta, infatti, che il giovane di origine tunisina mette in atto comportamenti che spaventano e allarmano i residenti. Liti con la sorella, urla nel pieno della notte, minaccia i residenti che provano a calmarlo nei momenti in cui va più in escandescenza. La gente ha paura, quindi non chiama neanche più i carabinieri perché non vengono neanche più giù e guardavano ma non potevano fare niente perché hanno paura, hanno il terrore che poi se vengono chiamati i carabinieri lui faccia del male anche a loro. Sono degli appartamenti dove ci sono anche degli anziani che hanno paura. Il sentimento è quello di un abbandono da parte delle istituzioni, di situazioni che richiederebbero, a detta dei cittadini, un intervento e un aiuto decisi. Oggi è stata giornata di sciopero per le polizie locali in tutta Italia. Dal Friuli alla Sicilia gli agenti hanno chiesto di cambiare radicalmente le regole scritte ormai 40 anni fa. Altissima l'adesione anche in Veneto, in particolare nella Marca Trevigiana. Per legge una parte del personale oggi comunque doveva essere al lavoro. Il comando di polizia locale del Coneglianese ha aderito con 2/3 del personale, gli altri naturalmente si sono dovuti sacrificare perché ricordo che dobbiamo garantire appunto un servizio minimo che è quello di operatività delle pattuglie nei vari quadranti orari. Un'adesione altissima quella allo sciopero nazionale della polizia locale non solo nel Coneglianese. A Treviso, ad esempio, nel turno mattutino la percentuale di astensione dal servizio è stata del 70%.
cresciuta al 75% nel pomeriggio. Le ragioni dello sciopero sono tante, si basano tutte su una legge di riforma. Ricordo che la nostra legge quadro sulla polizia locale ormai ha 40 anni e quindi è ovvio che i tempi sono mutati e che quindi bisogna anche rivederla. Però le varie proposte che sono depositate in Parlamento sicuramente non sono migliorative e non rispecchiano quelle che sono le esigenze della polizia locale moderna. La prima riguarda la tutela sul campo, che al momento non è uguale per tutti. Ci troviamo ormai a svolgere gli stessi compiti e spesso facciamo operazioni unitamente a polizia e carabinieri, anche di ordine pubblico, però le tutele che ci garantiscono non sono le stesse rispetto agli altri colleghi della polizia piuttosto che dei carabinieri o della Guardia di Finanza. Il nostro contratto è simile a quello degli impiegati comunali, quindi rientriamo nella contrattazione collettiva nazionale degli enti locali, per cui noi risentiamo del vincolo della spesa del personale, ecco perché si è ridotto l'organico di 12.000 persone nel tempo, perché non si possono superare, ancorché il comune è virtuoso, determinate limiti di spesa appunto per il personale. Qui credo che in una società come la nostra, sociale e sicurezza, che adesso stanno viaggiando a braccetto, non devono subire queste limitazioni. Si può tagliare in altri ambiti, però sulla sicurezza sicuramente no, e questo è quello che chiedono i cittadini. Non chiediamo qualcosa in più rispetto agli altri, si chiede appunto al governo di accogliere almeno qualche suggerimento che le nostre organizzazioni professionali più rappresentative hanno portato al tavolo delle trattative. Mobilitazione dunque per la polizia locale, abbiamo parlato prima di quella che riguarda l'Electrolux, sarà lunedì prossimo in occasione della vertenza. Oggi Padova ha ospitato una doppia mobilitazione che riguarda i diritti dei lavoratori. A Padova è stata una giornata di doppia mobilitazione, alla base però un unico obiettivo, la richiesta del rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori. Presenti davanti alla Biblioteca Universitaria di Padova i delegati della CGIL che hanno aderito alla mobilitazione nazionale della cultura, chiedendo a gran voce il rispetto e il riconoscimento del lavoro culturale. La scelta di questo luogo non è infatti casuale. La cosa interessante è che è un servizio essenziale, ma non è così essenziale per essere integrato dal personale. Oggi ne è la riprova perché non possono uscire per manifestare i loro diritti. Da 42 persone di dotazione organica siamo arrivati a 17, di cui 17 alcuni andranno in pensione a breve, e se non verrà fortemente attivato il concorso che oggi è preso d'assalto per le domande ma non ancora esplicitato, non avremo il personale per tenere aperto il servizio. Di fronte a Palazzo Moroni invece, in occasione dello sciopero nazionale per tutti i dipendenti delle società appaltatrici di somministrazione che operano presso o per la pubblica amministrazione, ADL Cobas ha incrociato le braccia per chiedere un contratto di lavoro dignitoso. Gestiamo 3 uffici, facciamo vendita di biglietti, vendiamo i biglietti del Palazzo della Ragione, siamo laureate, parliamo 4 lingue, gestiamo 800 persone al giorno in alta stagione. Vogliamo soltanto un contratto che sia adeguato alle nostre mansioni. Noi abbiamo una media di 7 a 8,5 euro lordo l'ora, invece noi chiediamo un minimo di 10 euro l'ora, e non solo quello, non è un tema solo di aumento di salario, noi chiediamo anche il cambio del CCNL, del contratto collettivo nazionale dei lavoratori. Ormai ci siamo, la festa del Santo a Padova, migliaia di fedeli già arrivati, migliaia attesi nelle prossime ore per un evento che le reti Media Nord-Est vi proporranno in diretta integrale. Gli ultimi preparativi ce li racconta il rettore, padre Ramina. Vieni. Già ricoperta con i drappi cremisi, fa il suo ingresso in Basilica la campagnola della Polizia di Stato, la storica auto che da oltre 50 anni accompagna il santo in processione lungo le strade della città. Come ogni anno, la vigilia della festa di Sant'Antonio è caratterizzata dall'arrivo della campagnola in Basilica.
Un rito che si ripete con la preparazione dell'auto, il posizionamento della grande statua di Sant'Antonio con il bambino. Sono i frati della Basilica e i volontari ad allestire quella che è il simbolo della grande devozione antoniana, che ogni anno viene abbracciata da ali di fedeli durante la processione. In questi giorni della Tredicina già migliaia e migliaia quelli passati in Basilica e arrivati da tutto il mondo. Abbiamo avuto modo di accogliere tantissime persone, non solo dalle diocesi del Triveneto, che sono un po' le invitate speciali a questo cammino, ma pellegrini davvero di tutto il mondo. Quest'anno abbiamo avuto una grande presenza da parte di Francia, Est Europa, India, Indonesia, quindi davvero un volto universale, quello che si raccoglie attorno alla tomba di Sant'Antonio, trovando in lui un amico, un compagno di viaggio fedele. Alle finestre della città i drappi con l'effigie del santo, mentre nella basilica si veste dei fiori simbolo di Antonio, i gigli bianchi. Una festa che potremo vivere in diretta dall'alba sino al tramonto, dall'apertura del portone della basilica alle 5:30 del mattino sino alle 22:30, quando i frati saluteranno i fedeli su Rete Venete, Antena 3 Lombardia, emittenti del gruppo Media Nord-Est. Vi racconteremo la devozione verso Sant'Antonio, le attività dei frati della Basilica del Santo e dopo la solenne celebrazione del 17 proprio la grande processione lungo le vie della città di Padova. Sant'Antonio che attira a sé sotto il suo sguardo persone di ogni provenienza, di ogni classe, in grado di parlare, di accogliere, di ascoltare tutti. E in visita al Santo è arrivato oggi anche un pellegrino particolare. Padova, è bella, sempre bella. Devo dire che è sempre un grandissimo colpo d'occhio arrivare qua e ritrovarsi in questa bellissima città. Domani andiamo alla processione, alla messa di Sant'Antonio. Sono veramente sempre molto felice di essere qua. Una visita privata alla Basilica del Santo per ammirare uno ostensorio donato da Casa Savoia e il registro delle presenze firmato nel 2007 dal padre Vittorio Emanuele e dalla madre Marina Doria. Emanuele Filiberto di Savoia a Padova, nell'ambito del progetto Salva la Vita, grazie ad una raccolta fondi, ha permesso l'acquisto di defibrillatori da donare ai piccoli comuni della regione per contribuire a rendere cardioprotette anche le piccole comunità. Ma noi con gli ordini sosteniamo approssimativamente 60 progetti in Italia e ogni progetto è scelto dalla delegazione, e la delegazione del Veneto ha scelto questo progetto perché era importante anche averli nei piccoli centri che qualche volta non hanno i mezzi per comprarli o non sanno neanche come usarli, la formazione, dunque è bene mettersi con loro e anche con la Croce Rossa o la Croce Verde e poterli giustamente dare alla popolazione. Sono veramente dei salvavita. Quest'anno ad essere interessati dalla donazione sono i comuni di Casalserugo e Legnaro. In mattinata la visita del Principe alla Cappella delle Reliquie e alla Tomba del Santo, poi al Battistero del Duomo per ammirare gli affreschi di Giusto de Menabuoi. A Padova per 2 giorni Emanuele Filiberto sarà alla messa e alla processione di Sant'Antonio, a cui è molto devoto. Noi siamo sempre stati molto devoti a Sant'Antonio, mia nonna soprattutto, e me ne parlava spesso. E del resto ne parlo nel libro che è appena uscito, La Regina di Maggio, e ecco, per me è un po' rendere omaggio a lei e al nostro santo. Era l'ultima notizia per questa edizione, dopo la sigla vi lascio al meteo, buona serata.